Ciao a tutti, noi siamo i Cascate, siamo contentissimi di essere qui sulla pagina di Indipendenza Sonora per farvi ascoltare il nostro EP Giardini e finalmente ci siamo potuti rivedere con Luca perché per un lungo periodo purtroppo non potevamo stare insieme e quindi appunto ci eravamo fermati o comunque continuavamo a lavorare a distanza, però effettivamente non era possibile suonare insieme, invece finalmente siamo qua, abbiamo preparato il nostro, diciamo, un set per questo live. Alla fine abbastanza simile a quello che portiamo, no, così così, diciamo è molto più intimo, però abbiamo cercato di rispettare al massimo, cioè nel senso il più possibile quello che poi facciamo live. E niente, siamo contentissimi, vi faremo ascoltare tutto il nostro EP Giardini che è uscito a gennaio per V4V. Se non ci conoscete, se non avete ascoltato il nostro EP, andate ad ascoltare, insomma, ci fa piacere. E prima di iniziare volevamo dire una cosa perché ci teniamo a sostenere il progetto della musica che gira, che è appunto un progetto che sta sostenendo e sta parlando a nome di tutto il settore musicale, che ricordiamo non riguarda solamente l'artista, ma tutte le persone che lavorano in questo settore, quindi a partire dai tecnici, ai fonici, le stesse etichette discografiche, le agenzie di booking, insomma è un settore che appunto dà lavoro a tante famiglie, a tante persone e purtroppo, essendo la musica per definizione assembramento e condivisione, è stato il settore che si è fermato prima e che riprenderà più tardi e quindi è importante in qualche modo appunto per noi sostenere questo progetto della musica che gira, e vi invitiamo insomma ad andare a leggere il documento e se vi va, come abbiamo fatto noi, a firmarlo. Troverete il link appunto di questo progetto sulla nostra pagina Facebook. E niente, ne approfittiamo anche per presentare Luca. Che stai facendo? Ti vedo. Ok. Ok, ne approfittiamo anche un po' per farvi vedere le nostre magliette. Noi avevamo preparato delle magliette perché ovviamente anche noi siamo stati colpiti da tutta questa situazione, avevamo delle date in programma per appunto presentare il nostro EP, non è stato possibile farlo dal vivo, siamo appunto comunque felici di farlo appunto comunque online, però appunto avevamo preparato delle magliette, se vi va poi possiamo trovare un modo comunque di scriveteci in privato e troveremo un modo di farvele avere, ve le facciamo vedere. E le grafiche sono di Valerio Bulla. Ah, infatti, se ci siete battete un colpo perché noi ovviamente stiamo anche un po' prendendo tempo perché sappiamo che queste dirette Facebook poi alla fine non sono mai troppo immediate, uno ci mette sempre un po', almeno l'ho visto perché l'avendolo fatto anche io so che ci vuole sempre un po' prima di capire dove trovare la diretta, cosa fare, eccetera. Quindi, ah, ecco, ecco, no, 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 ci siete. Ok, ok, ok. Perfetto, siamo contenti. Ciao, ciao. E quindi niente, ci vuole sempre un po', quindi stiamo un attimo prendendo tempo prima di iniziare per dare la possibilità a tutti, insomma, di connettersi e di assistere alla nostra diretta. E non so, Luca purtroppo abbiamo in questo set, insomma, sta un po' in difficoltà perché non lo sentite, quindi non può più di tanto partecipare a questa chiacchierata. Ah, ok, ok, facciamo una domanda, aiutateci. Se sulla nostra pagina Cascate è condivisa la diretta. Eh, sì, 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 se qualcuno gentilmente ci risponde.
tanti cuori per adesso, e comunque ci fanno piacere. E niente, va bene. Io direi di cominciare. Allora aspettiamo, che cosa vi diciamo? Che cosa abbiamo fatto in questo periodo? Questo sì, diciamo, ovviamente stiamo scrivendo cose nuove, l'abbiamo fatto anche, siamo riusciti alla fine anche a distanza, non è condivisa, siamo riusciti anche a distanza a, a scrivere canzoni nuove, mandandoci file, spedendo, appunto, lavorando a distanza. Ora finalmente che siamo insieme possiamo iniziare a farlo, insomma, insieme. Stiamo scrivendo tante canzoni nuove e speriamo veramente che si riprenda tutto il prima possibile per poter far uscire canzoni nuove, cose nuove, video nuovi. E speriamo presto di poter riandare in studio e di poter ricominciare un po'. Oggi vi faremo ascoltare appunto tutto il nostro EP Giardini e poi abbiamo inserito una cover che appunto portiamo live, che è un brano di Battisti, Il tempo di morire, riarrangiata da noi. E appunto questo vi faremo ascoltare. Ancora non siamo pronti? Ok, stiamo condividendo la pagina sulla vostra pagina. Intanto qua c'è chi dice che è condivisa, eh? Quindi vedi, forse ci siamo. Vabbè, aspettiamo un altro po'. Comunque siamo in camera mia, abbiamo messo queste lucine per fare un po' di atmosfera e ci sono tutti i miei libri e niente, abbiamo cercato di creare un'atmosfera più intima possibile. Ok, avevo finito gli argomenti. Ok, qua sì, mi confermano che appunto l'hanno vista sulla nostra pagina e che quindi ci siamo. Allora iniziamo. Iniziamo con Giardini, che è la traccia che appunto dà il nome al nostro EP. E Giardini. Aspetta, non ho le cuffie. Vale la pena, lasciamoci andare al sapore di un tiro di fumo. Non sento più il peso delle mie gambe. Nella mia mente penso di essere un diamante. Non è folle scoprirsi poi così semplici. Nei giardini tu ci vai mai, lì siamo simili, due giganti. Ci sono ancora tante cose da dire, ma questa notte potrei anche dormire. E nel silenzio dei battiti lenti
Come si sente? È tutto ok? Aspetta, mi avvicino. Ok, Giardini è piaciuta, ci fa piacere. Vabbè, comunque, dai. Sì, sì, l'ho detto che è la title track. Il prossimo brano che vi facciamo ascoltare è ah, è vero, è vero, è vero. Ringraziamo Federico che poi è stato il nostro batterista per un periodo, insomma, per i nostri primi live. Non so se ci segue, però il riff di questo pezzo, questo che sta suonando Luca, è stato scritto da lui, quindi insomma lo ringraziamo. Non so se ci sta sentendo. E... Sì, Fred, batti un colpo se ci sei. Ah, va bene, certo, cioè, insomma, ricondividete la nostra diretta se volete sulle vostre pagine Facebook, ci fa piacere. Speriamo, insomma, sia un po' meno difficile di quanto è stato per noi. E, e quindi niente, vabbè, andiamo avanti. Allora, il prossimo brano che vi facciamo ascoltare si intitola Fino alla fine, è il nostro secondo singolo. Di questo potete appunto, oltre a trovare ovviamente tutto l'EP su Spotify, potete ascoltare, vedere il video anche di Giardini. No, di Fino alla fine. E fino alla fine. Forse capirai, così non bassi, piangerò un po', piangerò. Crolla il tetto e tu ti sposti più in là, sì, piangerò un po', piangerò. Sono un'alba d'inverno, fredda come di ghiaccio. Tu sei come una birra, triste di quelle senza alcol. Triste di quelle senza
quelle senza alcol. Triste di quelle senza alcol. Fino alla fine. Fino alla fine. Fino alla fine. Fino alla fine. Oh, grazie, grazie, vedo anche tanti, tanti amici. E fa un po' ridere questa cosa che ci avviciniamo, però è l'unico modo che abbiamo anche un po' di comunicare con voi. Poi sì, 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 non ci... Ovviamente non abbiamo messo il computer il più possibile lontano per inquadrarci. No, no, non vedi neanche con gli occhiali, io lui non so neanche se ti si sente quando parli, quindi... E quindi questa era fino alla fine. E sì, bevo un secondo. Il prossimo brano che vi facciamo ascoltare si intitola Fragile. Lo senti che adesso solo non sei, se vuoi vivremo in un giorno un sogno per noi, se vuoi pensarmi diversa ancora non so, non sai, scoprire che in fondo lo stesso non sarai mai, la tua ragione non ha più senso se mormorerà la notte. Ora svengo fragile, sento freddo ma poi ogni volta respiro se ci sei, ombre distanti perdersi, sento freddo ma poi ogni volta respiro se ci sei tu, ogni volta la tua ragione non ha più senso se mormorerà la notte. Lei, 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 la notte che adesso è tutta per noi, se vuoi. Sospesi in un sogno vivremo di noi, se vuoi. Ora svengo fragile, sento freddo ma poi ogni volta respiro se ci sei, ombre distanti perdersi, sento freddo ma poi ogni volta
Questa era Fragile e adesso invece vi facciamo ascoltare una... Grazie, grazie, grazie che ci battete le mani. Grazie, grazie, ci fa tanto piacere. Ah sì, ovviamente se volete comunicare con noi in qualche modo, mandarci messaggi, domande, qualsiasi cosa, ovviamente dovrò sempre fare questa cosa un po' ridicola che mi devo avvicinare, però insomma ci fa piacere. Forse, ecco, la fa Luca, così scorri, scorri che non vedo quelli sotto. Dai, dai, meno male, sono contenta che stia andando tutto ok, eh? Ah sì, allora, la cover di cui vi parlavo prima, grazie per l'audio, oh, grazie a voi che ce lo dite, insomma, perché ci abbiamo un po' ragionato su, anche perché non era facile far uscire tutto bene, cercare, insomma, di far... Sì, 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 anche per questa cosa dello streaming, del fatto che comunque l'audio su Facebook, insomma, non è... vabbè, insomma, niente, Luca mi ha... Vabbè, comunque siamo contenti. Sì, sì, è un discorso lunghissimo, quindi siamo contenti, però abbiamo fatto varie prove e siamo contenti che si senta tutto bene. Come stiamo? Bene, dai, bene, contenti. Che dici? Dai, non ci... Vabbè, no, ovviamente, contenti di esserci un attimo ritrovati, di poter ripartire. Abbiamo un sacco di voglia di ricominciare, insomma. Abbiamo passato un periodo, appunto, l'ho detto, un po' complesso perché lavorare a distanza, sì, ce l'abbiamo fatta, ma insomma non è proprio facile, perché uno a volte non si capisce, ogni volta che devi cambiare o modificare una cosa, rimanda l'email e fai il WeTransfer, insomma, è stato complesso. Ci dispiace che non abbiamo suonato live. Fai una storia, sì. Ci dispiace, insomma, di aver perso. Ah, ok, ok, sì, sì, ovviamente seguiteci dovunque su Facebook, su come Cascate Official, su Instagram, come, come i Cascate. Però, Lu, stavo dicendo una cosa, mi hai interrotta. No, adesso non mi ricordo più. Comunque, niente, siamo contenti di fare questa diretta, insomma, insieme finalmente. Cover. Allora, la cover è, abbiamo, come ho detto prima, è un brano di Battisti, abbastanza, cioè, famosissimo, è Il tempo di morire di Battisti. Ovviamente l'abbiamo rifatta, insomma, in maniera diversa, molto personale, direi, un po' più intima, adatta al contesto. Buon ascolto. Lu? Motocicletta 10 HP, tutta cromata, e tu se dici sì, mi costa una vita, per niente la darei, ma ho il cuore malato e so che guarirei.
Io sono disperata perché ti voglio amare. Non dire no, non dire no, non dire no, no, no. Prendi tutto quello che ho, mi basta il tempo di morire tra le tue braccia così. Domani puoi dimenticare, domani, ma adesso dimmi di sì. Adesso dimmi di sì. Adesso dimmi di sì. Sì, 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 sì. Proseguiamo. Il prossimo brano che vi facciamo ascoltare è Souvenir, è stato il nostro primo singolo, anche di questo potete trovare un video su YouTube. Buon ascolto, Souvenir. Sbagliato. Chiamami tu mentre fisso la TV. Un'altra serie in streaming, questione di feeling. Pensami tu, io non lo faccio più. Col maglione alla Cobain sul mio display. Stai parlando troppo e non è necessario. Sei un souvenir dei viaggi dentro la mia testa. Sei un souvenir dei viaggi dentro la mia testa. Un souvenir dei viaggi dentro la mia testa. Sei un souvenir dei viaggi dentro la mia testa. Un souvenir dei viaggi dentro la mia testa. Stai parlando troppo e non è necessario per sentirti forte. Non è necessario. Stai sbattendo i piedi. Non è necessario far l'amore la sera. Amami un po', non puoi dirmi di no. Sei la mia statuina, flashback in vetrina. Ti spaventi troppo e non è necessario. Sei un souvenir dei viaggi dentro la mia testa. Sei un souvenir dei viaggi dentro la mia testa. Sei un souvenir dei viaggi dentro la mia testa. Sei un souvenir, se non ti prendo cosa resta? Un souvenir dei viaggi dentro la mia testa. Sei un souvenir dei viaggi dentro la mia testa. Un souvenir dei viaggi dentro la mia testa. Sei un souvenir, se non ti prendo cosa resta? Un souvenir, un souvenir.
E niente, siamo arrivati già quasi, no, già quasi alla fine, sì, ci manca l'ultimo brano del nostro EP. Che casino. Non si sente bene? Non lo so. Aspetta, vai tu Luca, scorri. Non lo so, Simone spiegaci. E... Vabbè, qua ci mandano però anche. Ma forse era un casino del tipo... un casino positivo, insomma. Vabbè. Anche perché Simone, anche perché Simone adesso facciamo ancora più casino, quindi... Allora, horror show. Mille volte ancora ti dirò, mille volte ancora ti dirò, la mia vita è come un horror show. Non mi riconosco in queste forme, mi farò cullare, spinta dalle tue mani invisibili. Come posso averti senza perdere la testa, diventare matta? Dai, non siamo così stanchi. Dai, balliamo ancora un po'. Dai, 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 balliamo ancora un po'. Quante volte ancora ti dirò, fammi respirare un altro po', quasi fino a perdere il controllo. Qui sul pavimento, sai chi sono io? Non lo ricordo più. Come posso averti senza perdere la testa, diventare matta? Dai, non siamo così stanchi. Dai, balliamo ancora un po'. Mi fai perdere la testa e mi sento un po' una star. Mi fai perdere la testa e mi sento un po' una star. Come posso averti senza perdere la testa, diventare matta? Dai, non siamo così stanchi. Dai, balliamo ancora un po'. E niente,
è finita qui. Grazie, grazie a tutti voi che appunto ci avete ascoltato, grazie a Indipendenza Sonora per averci ospitato sulla sua pagina Facebook, sulla loro pagina Facebook per questa diretta. E niente, speriamo di vederci dal vivo il più presto possibile. Sì, ricordate di, insomma, no, non ho capito. Ah, sì, 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 ricordate appunto di andare a vedere il link della musica che gira sulla nostra pagina Facebook, di leggervi appunto il documento, di firmare se siete d'accordo a sostenere, insomma, anche voi questo progetto. Noi ci siamo. E niente, grazie a tutti voi appunto che ci avete ascoltato e speriamo di vederci presto. Un bacione.